amici della ricetta per te. Ciao. Siamo con Rosaria, oggi ha deciso di presentarci, lei è una cuoca siciliana, per cui una tipica ricetta siciliana. Sono i Carciofi ripieni alla Sicilia vecchia. Ah, Sicilia fetta! Allora, vediamo un po' cosa fai, gli ingredienti per cominciare. Allora, evidentemente i carciofi, poi metteremo prezzemolo abbondante, aglio, formaggio, pan grattato che poi faremo brustolire e poi abbiamo l'ingrediente segreto. Olio, sale e pepe, ovviamente. Le arance sono una decorazione, questo è il periodo delle arance qui in Sicilia. Mi raccomando, seguite la ricetta con attenzione. Passiamo alla preparazione. Ecco, per prima cosa adesso laviamo i carciofi, quindi li abbiamo messi a bagno, poi li sbattiamo un pochettino in modo che si aprono e un po' li apriamo anche con le mani così e poi li mettiamo a cucinare. Allora, per cominciare a fare la farcitura mettiamo un po' d'olio in una padella e poi cominciamo a brustolire il pan grattato, facciamo la classica impicca. Ok, ho brustolito il pane con una fiamma bella alta in modo che prenda un colore forte, però non bisogna abbandonarlo, bisogna sempre continuare a girare finché è pronto. Ecco, sarà più o meno così. Ecco, siamo giunti al momento di svelare qual è l'ingrediente segreto della ricetta. Ah, ecco, posso prenderlo io? Sì, prego. Ah, grazie, vediamo che cos'è. Ah, la carne trita. La carne trita nella ricetta originale non c'è, però io l'ho aggiunta e sono buonissime e quindi... Certo, dà quel sapore che proprio gli mancherebbe altrimenti. No, sono anche buone senza carne, ma con la Quindi carne adesso sono che devi buone. fare? La devi abbrustolire, Sì, giusto? lo dobbiamo rosolare nella padella. Bene. Ecco, quando è così è già pronta perché non deve cuocere, solo una piccola rosolatura. Allora, abbiamo tostato il pane, abbiamo rosolato la carne, abbiamo tagliato il formaggio a cubettini, abbiamo tagliato il prezzemolo e l'aglio. Adesso dobbiamo assemblare tutto per preparare la farcitura. Ecco, cominciamo. A questo punto adesso riempiamo i carciofi, io cerco ancora un po' di allargarli con le mani, con le dita e poi comincio a mettere la farcitura, prima nelle foglie più esterne evidentemente, poi pian pianino mi addentro, metto la farcitura. Quando è così e vedo pieno, tipo così, lo mettiamo da parte per fare. Allora, tutti i carciofi sono stati... Wow, lasciamelo dire, Ro, che meraviglia! Sembrano dei fiori bellissimi, E quindi adesso bisogna prepararli per la cottura, Sì, giusto? per la cottura. Allora, cosa facciamo? Mettiamo dell'acqua in una pentola. Ok. Ecco, circa così, non è piena la pentola, è un bel fondo di acqua, dove aggiungeremo il sale, aggiungeremo pepe e olio. Un giro d'olio. E poi qui ho messo i gambi dei carciofi li ho puliti che metto dentro. Ce n'erano pochi perché erano stati tagliati, ma se ce n'è di più sono buonissimi. Questi danno sapore a questo brodo. Ecco, adesso aggiusteremo i carciofi dentro la pentola. Deve essere bella piena la pentola, perché se ci rimangono dei buchi vanno giù e si bagnano nel brodo, non sono più buoni. Devono stare all'impiedi e il brodo li deve coprire circa a metà, per la metà. Ecco, io quando ho preparato la farcitura non ho messo olio nella farcitura, ho messo solo sale e pepe. L'olio lo mettiamo quando sono nella pentola, mettiamo un filo d'olio per il carciofo e li mettiamo a cuocere. Rosaria, vediamo come li impiatti. Allora, impiattiamo. Ne
mettiamo 2, noi siamo abbondanti. Abbondanti, andiamo. Mettiamo un po' del prosino della cottura, che è buonissimo. Ah, non ha bisogno di essere decorati, il piatto è già bellissimo decorato. così com'è. Possiamo Un filo mettere- d'olio crudo. un filo d'olio e il piatto è pronto. Benissimo. Eccoli, quindi questi sono i carciofi ripieni alla Alla Bedda Sicilia. Sicilia Bedda, la ricetta Bedda.